Una delle riconferme della Sassari Calcio Latte Dolce, Nicolò Antonelli, è rimasto a Sassari nonostante sappiamo per certo aveva altre opportunità. Sassari dal punto di vista calcistico ha offerto, per quanto riguarda la Sassari Calcio Latte Dolce, un bello spettacolo e quindi credo che quello sia la cosa più importante, ripartire a un gruppo coeso e con questi innesti che dovrebbero darvi una mano a migliorare, ove si può naturalmente, quello che è stato il trend positivissimo dello scorso anno. Nicolò. No, guarda, sicuramente dopo la grande annata che abbiamo fatto tutti l'anno scorso è normale che ci sono state anche altre offerte, ma è bastata una chiacchierata a fine anno molto veloce con la dirigenza dove ci siamo subito trovati, dove siamo subito venuti incontro sotto quei punti di vista che mancavano, piccoli punti di vista che mancavano per trovare l'accordo e abbiamo risolto tutto con una chiacchierata di 10 minuti. E certo, l'anno scorso come abbiamo fatto una grande annata, per cui ripeterci non sarà facile quest'anno, però sicuramente ci siamo rinforzati con l'arrivo di Giuseppe e Daniele e anche l'ultimo arrivo di Lorenzo, 5, per cui niente, non vediamo l'ora di cominciare il ritiro, lavorare col mister e fare una grande annata e cercare di ripeterci come l'anno scorso. Una soddisfazione doppia perché arriva dalla squadra di quartiere, come viene definita, la Sassari Calcio Latte Dolce, che però insegna che con il sacrificio, l'impegno e la costanza le cose buone arrivano, sempre e comunque. Nicolò. Sì, penso che ormai il Latte Dolce, se l'anno scorso poteva essere la sorpresa, quest'anno sicuramente non sarà più la novità, diciamo, è la Cenerentola. E anche se arriviamo da un piccolo quartiere, qua a Sassari come sappiamo tutti ci sono due squadre, sicuramente la Torres c'ha più blasone a livello di nome e tutto, ma a noi non ci manca niente per far bene sotto il punto di vista sia dirigenziale, della società e dei giocatori.